Primo giorno di tamponi, modalità drive-in negli spazi dell'ex dogana di Treviso con lunghe code di auto in fila già prima delle 8. La colonna di vetture a metà mattina arrivava fino alla Nualese con i conseguenti disagi al traffico anche in direzione degli spazi doganali della città. Attese anche di 2 ore, ci raccontano i cittadini, a bordo dei propri mezzi prima di arrivare sotto il grande tendone allestito per effettuare il test. Il medico, visto che siamo stati un po' a contatto con qualcuno in altre regioni che è meglio, ci ha detto è meglio farlo e lo facciamo volentieri. Via. Ieri abbiamo già fatto una fila di 2 ore e mezza, praticamente alle 12:50 ci hanno bloccato prima a 50 metri dall'entrata. Secondo tampone di controllo, ieri sono stati a Treviso, lì all'ospedale. Oggi ci hanno mandato qui. In coda anche tanti genitori con figli a seguito arrivati all'ex dogana con la prescrizione del pediatra che ha disposto il tampone per sintomi sospetti. Perché ha avuto un po' di raffreddore e per ritornare all'asilo bisogna fare tampone. È abbastanza problematico perché bisogna perdere un giorno di lavoro per fare questa cosa. Però spero tanto che al più presto si risolve tutto. Il tampone più veloce o magari che lo fanno direttamente a scuola, all'asilo. Questo papà, in attesa dalle 8 con i suoi 2 figli, lamenta il fatto che per riammettere a scuola i bambini dopo l'assenza sia necessario compilare un modulo nel quale si attesta che lo studente non ha accusato nessuno dei tanti sintomi elencati. Con un po' di tosse o con un po' di raffreddore, apriti cielo. Allora vai dal pediatra, il pediatra dice tampone, perché? Perché sul modulo che noi dobbiamo compilare per la scuola c'è scritto che i bambini, se li rimandiamo a scuola, non devono aver avuto il raffreddore, congiuntivite, diarrea, tosse, mal di gola, le chiare e normali malattie di stagione. Mi fai dichiarare sotto la mia responsabilità civile, penale, e devi morire praticamente, che il bambino non ha avuto niente. Una situazione, dice l'uomo, che si ripeterà nel corso dell'autunno e dell'inverno. I bambini fra una settimana avranno di nuovo il raffreddore, la tosse, la congiuntivite e noi ci troviamo qua. Cosa facciamo? Non li portiamo più qua, perché io non faccio fare un tampone a un bambino di 9 mesi, di 2 anni, di 3 anni con un tampone su per il naso una volta a settimana.